La flat tax impoverirà 7 veneti su 10, ad esserne colpiti giovani, anziani e soprattutto le donne. A dirlo l'ultima indagine della CISL condotta sui redditi percepiti nel 2020 e presentati nel 2021 da 362.000 veneti attraverso i 150 sportelli del sindacato presenti nelle diverse province del territorio. In questa fascia da 0 a 25.000 potrebbero risultare un po' svantaggiati rispetto al loro sistema attuale. Sindacato che incalza la politica perché inserisca nella sua agenda sociale il tema della riforma fiscale. Quindi sono fasce sociali che già con la pandemia e con le crisi precedenti sono state fortemente penalizzate. Noi quindi lanciamo un allarme perché l'eventuale modifica dell'imposizione su redditi di lavoro e di pensione deve essere fatta con una grande attenzione per queste fasce di popolazione.